Se ne facciano una ragione, il consiglio di quartiere San Vito non esiste più. Il sindaco Poletto risponde così alla lettera inviata e firmata da 5 ormai ex consiglieri. La storia, infinita e travagliata, continua a suon di carte intestate. Ma esiste ancora un comitato di quartiere San Vito perché girano comunicati con la loro carta intestata dove prendono anche posizioni nette. Ma ufficialmente non c'è più il consiglio di quartiere perché è decaduto quest'estate in seguito a una sfilza di dimissioni che si sono susseguite in modo molto veloce e che hanno portato il numero di consiglieri al di sotto della soglia minima che è il 50%. I consiglieri ribelli evidentemente non ci stanno e hanno deciso di scrivere quello che dovrebbe essere l'ultimo atto prima delle nuove elezioni, per cui è stato avviato l'iter. Nel testo accusano il primo cittadino di aver voluto politicizzare la vicenda e di aver fatto passare il quartiere come un covo di vipere. Alla fine un monito. Tra 2 anni, scrivono, i residenti tireranno le somme rendendosi conto di come sarà San Vito e di conseguenza anche Bassano sapranno scegliere. I bassanesi hanno saputo scegliere 2 anni e mezzo fa, sapranno farlo benissimo anche tra 2 anni e mezzo. Il problema è un atteggiamento da parte di qualche persona estremamente litigioso, estremamente divisivo all'interno del Consiglio di quartiere di San Vito che ha portato purtroppo, ripeto, a una sfilza di dimissioni. Poletto vuole celebrare le nuove elezioni a febbraio e ricorda lo spirito con cui devono arrivare le candidature. Una realtà come quella di quartiere che nasce e deve rimanere assolutamente dentro un ambito di volontariato, di buona volontà per darsi da fare per i propri concittadini del proprio quartiere, e quando cambia tipo di partecipazione, quando cambiano i rapporti, poi succede questo, che la gente che si fa avanti per darsi da fare poi si tira anche indietro.